Va ora in onda Friuli in Gol. La Regione dal Ballon. Friuli in Gol. Tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con Zanutta, una casa da vivere sempre di più. Buongiorno Friuli in Gol, eccoci con il nostro programma quotidiano dedicato al calcio di Friuli Venezia Giulia. Iniziamo con la promozione. Il girone B abbiamo il direttore sportivo del Fiumicello collegato con noi, Claudio Mian, che deve dire la sua sulla partita persa l'altro giorno, l'ha persa 2-0 a San Giorgio di Nogaro, ma vogliamo capire com'è stata questa partita. A te Claudio, ben ritrovato, e ci fa piacere perché ci dicono che ci ascoltavi e seguivi friuligol.it dal Messico. Complimenti. Sì, lo sai che io sono sempre legato alla vostra trasmissione e vi seguivo sempre direttamente anche se ero via lontano. Ecco, niente, tu hai già introdotto il discorso. La partita di ieri è stata una partita che secondo il mio punto di vista, non voglio essere di parte, è una partita che è nata e loro chiaramente sono partiti molto forte e diciamo poi su un calcio di punizione hanno trovato questo gol che l'ha messo sotto la traversa, dove il nostro portiere non è potuto intervenire, chiaramente sono andati in vantaggio 1-0. Però diciamo che poi anche per accorciare un po' i tempi, nel secondo tempo abbiamo preso il secondo gol a 3-4 minuti dalla fine. Questo secondo me non ha grande importanza, però io devo fare ancora un plauso alla mia squadra, anche se purtroppo in questo momento siamo in una situazione molto di emergenza, perché avevamo 2 squalificati ieri, 2-3 infortunati fuori. Siamo in un momento difficile, sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine, siamo pronti per farlo, la squadra però ha le qualità per farlo. Io ci credo, sono convinto che usciremo da questo tunnel. L'importante è stare uniti in questo momento e remare tutti dalla stessa parte, e quello sarà un segnale positivo. Però io voglio intervenire un pochino oggi in una maniera, non dico così drammatica, ma un po' pesante verso la terra arbitrale. Ieri io non voglio essere avvantaggiato, non voglio avere favoritismi dalla parte nostra, però voglio che ci siano, e vogliamo soprattutto che ci sia una equità di quello che ci viene tolto. Ieri è stato scandaloso, specialmente nel primo tempo, quando il nostro Trevisan, la punta, era diretta verso la porta, è stata letteralmente a 2 metri dalla linea del calcio di rigore, messo a terra, preso per un braccio, e il segnaline che ha visto tutto. Questo è scandaloso. Non ha avuto il coraggio, secondo me non ha avuto il coraggio di alzare la bandierina e di segnalare al suo collaboratore che questo era un fallo da espulsione evidentissimo. E io a questo punto mi domando se i segnaline servono, perché se non c'è questa collaborazione tra la terra arbitrale vuol dire che siamo messi un po' male. Io non intervengo quasi mai su queste cose, però devo segnalarla. Poi ci sono state altre situazioni che non mi sono state per niente, non le ho viste in questa, l'arbitro non le ha viste in questa ottica, specialmente la carica sul nostro portiere, che è stato letteralmente messo a terra su un cross dove era intervenuto, ed è stato in pratica, anche loro si sono fermati e hanno mandato scusa al ragazzo, però l'arbitro non ha avuto il coraggio di fischiare. Poi da lì è nato qualche parapiglia e lì è stato espulso il nostro allenatore solamente perché il signor guardalinee sotto la tribuna lo ha visto che ha fatto un passo fuori dall'area tecnica. Ecco, mi pare che questi segnaline qua siano messi solamente per guardare se l'allenatore o chi sia quelli che sono in panchina non si comportano in una determinata maniera, invece di vedere altre cose che sono più importanti, che cambiano magari anche l'esito della partita. Abbiamo capito l'esternazione del nostro carissimo Claudio Mian, che ringraziamo per questo intervento, perché a proposito di San Giorgina Fiumicello abbiamo le interviste che ascolteremo nella seconda parte di Mary Gattel.
Quindi Claudio, io ti ringrazio, grazie davvero. Grazie a te, ciao. Nessuno la conosce meglio di te. I suoi spazi, cosa vorresti e come ti piacerebbe cambiarla. Sì, è la tua casa, il posto più importante della tua vita. È ora di andare da Zanutta. Zanutta ti aspetta nel punto vendita più vicino a te. Dalla termoidraulica all'arredo bagno, dall'edilizia all'arredo cucina. Tutto per la tua casa in un unico centro. È la magia di Zanutta. Zanuttaspa.it. Friuli in gol. Siamo con il mister del Fiumicello Paolo Trentin. Mister, oggi siete partiti un po' contratti, è arrivato il gol del vantaggio per la San Giorgina, poi avete cercato una reazione, ma quando stavate per spingere di più è arrivato il 2-0. È un periodo in cui non gira nulla bene per il Fiumicello. Sì, buongiorno, non gira proprio per niente. Sì, primo tempo contratti, ti direi sì, all'occhio così può sembrare questo, però diciamo che la San Giorgina ha fatto 50 minuti iniziali, sono partiti veramente forte, e invece il Fiumicello ha retto bene, perché alla fine dei conti abbiamo concesso una punizione dal limite e abbiamo subito il gol. Poi al secondo tempo invece la squadra, il Fiumicello è cresciuto, ha tenuto bene il campo, ha guadagnato metri, e siamo qua a parlare sempre a recriminare, qua a piangerci addosso, però che non serve a niente, perché la prestazione comunque anche oggi è stata positiva. Ovviamente non gira niente, gli episodi sono tutti a sfavore, e niente, andiamo avanti, lavoriamo e speriamo bene nella prossima. Prossima, dove incontrerete la Risanese. Anche oggi, diciamo così, bravo il Fiumicello, però con le pacche sulle spalle non si va da nessuna parte. Deve ancora arrivare la prima vittoria in questo girone di ritorno, mentre all'andata a questo punto della stagione avete già conquistato 9 punti. Sì. Si tratta solo di sfortuna o c'è qualcos'altro? No, sicuramente non siamo neanche tanto fortunati a livello di infortuni, perché se adesso analizziamo anche quello, noi siamo da 2 mesi che giochiamo anche senza Davide Russo, che era un po' il nostro funambolo davanti, e stiamo recuperando Kina Fabris, che oggi ha fatto una mezz'oretta, abbiamo Christian Panek fuori anche per infortunio, una brutta distensione al ginocchio, cioè ovviamente manca la vittoria, indubbiamente sì, però basta una scintilla magari per girare le sorti anche di una stagione, no? E noi ce la mettiamo tutta per andare in cerca anche di un po' della fortuna, però in questo momento non va bene niente. E niente, bisogna tenere duro, andare avanti. Purtroppo bisogna anche sperare, brutto da dire, che le squadre, quelli che sono lì con noi, che lottano per la salvezza, non prendano il largo, non facciano punti nemmeno loro, perché sennò dopo diventa un problema. Quindi purtroppo è brutto da dire, ma bisogna sperare anche sulle disgrazie altrui. Grazie mister. Friuli in gol. E da Paolo Trentin andiamo a sentire invece la campana opposta, quella della San Giorgina, allenata da Simone Zompicchiatti. Alla domanda 2-0 ci sta tutto di Mary Gattel, ecco la risposta del tecnico. Sì, l'analisi della partita è quella che dici tu, abbiamo fatto un inizio ottimo, abbiamo sofferto nel finale di primo tempo, e la prima nota è di merito, diciamo, è stata la capacità di reggere nel momento di difficoltà, perché come dici bene la classifica è un po', c'è la distanza che c'è tra chi si sta lottando il quartultimo posto e noi, in realtà è molto vicina, sono partite tutte molto equilibrate, e dopodiché secondo me è stato un ottimo secondo tempo in cui abbiamo sfruttato poi bene le ripartenze, avevamo avuto già almeno altre 2 occasioni per fare il gol, e dobbiamo crescere nella gestione del pallone, dove possiamo fare meglio. È vero che il campo non è facile, bellissimo, non aiuta, però le qualità ce le abbiamo e dobbiamo fare quello step lì. Detto ciò, siamo in un momento in cui i ragazzi stanno dando tutto, gli vanno fatti i complimenti, insomma, anche se mancano ancora 9. Ecco, il secondo gol oggi è arrivato da un neoentrato, Budai, classe 2006, una linea giovane che ti sta dando parecchie soddisfazioni quest'anno. Sì, certo, allora la politica della San Giorgina è questa, quindi non è l'unico, oggi si è preso la copertina facendo il gol, diciamo, è vero anche
anche che però sono entrati altri 2005 oppure hanno giocato anche dall'inizio 2006, 2005, 2004 che si stanno allenando bene, no? Quello fa la differenza. Un po' la qualità ce l'hanno già perché la San Giorgina sta crescendo dei giocatori insomma giovani però validi, e dall'altro l'atteggiamento di Buda in questo caso, però di tutti, anche chi entra dopo sta facendo la differenza, ed effettivamente è una cosa che l'anno scorso facevamo fatica a fare, invece quest'anno anche i più giovani che entrano dopo ci stanno dando qualcosa in più. Una San Giorgina che è lì ad un passo dalla zona playoffs. Adesso avrete l'Ancona Lumignacco e dopo incontrerete le tre di testa, UFM, Cras e la Varian Ortean. Poi la San Giorgina potrà dire qualcosa in più, ecco, su dove potrà arrivare in questo campionato. Sì, sono d'accordo. Diciamo che l'accordo nostro, l'obiettivo di partenza è fare 40 punti, e ce ne mancano 2 se non sbaglio, e una volta fatti penseremo al resto. Dopodiché dobbiamo passare nel tritacarne di quelle 3 partite lì, e una volta usciti possiamo cominciare a capire cosa possiamo fare da grandi, ecco. Ma allora in bocca al lupo. Grazie a Mary Gattel, grazie a coloro che ci ascoltano in maniera assidua tutti i giorni, dal lunedì al sabato compreso. Ricordiamo i nostri punti orari: 7:25 alle 12 l'edizione flash delle 18, Friuli in Gol torna più tardi, gli aggiornamenti proseguono online su friuligol.it, è qui che vi rimandiamo per ulteriori aggiornamenti, approfondimenti, dettagli del calcio regionale. A risentirci, a più tardi, grazie. Hai ascoltato Friuli in Gol, la regione dal Ballon. Friuli in Gol, tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Zanutta, una casa da vivere sempre di più.